Nonostante le tante difficoltà di tipo logistico, i volontari delle associazioni agrigentine Mare Amico, Mare Vivo, Cittadinanza Attiva e del movimento Ama la tua città hanno liberato la spiaggia Vincenzina di Palma di Montechiaro da rifiuti speciali che la invadevano dallo scorso inverno. Sull'arenile della suggestiva località ricadente nella prevista riserva naturale orientata di Punta Bianca, una mareggiata aveva portato circa 40 metri di carta catramata, materiale che era stato perso in mare da una nave della SNAM. Nonostante le richieste di rimozione dei rifiuti avanzate dalle associazioni agli organi istituzionalmente competenti, ci hanno dovuto pensare i volontari a ripulire l'area. Lavori che si sono rilevati più complessi del previsto a causa della non accessibilità via terra del luogo. L'unica strada di accesso alla spiaggia infatti è franata nei mesi scorsi. I volontari hanno dovuto quindi sezionare i fogli di carta catramata in modo da facilitarne il trasporto via mare. Complessivamente al porticciolo di Palma di Montechiaro sono state portate circa 2 tonnellate di rifiuti speciali.